Il fatto di poter scherzare su queste cose significa che per l'ennesima volta andiamo a mercificare il corpo di una donna, andiamo a renderlo oggetto e quindi a far sì che si perda la dignità della persona, prima che dell'identità di genere maschile o femminile. Questo per me è una cosa che non funziona. Lo psicoterapeuta Andrea Sales non si pente del clamore che ha suscitato il suo post su Facebook relativo al cartello affisso in un locale del centro storico di Treviso, il Bar da Angelo di via Collalto. Alcolici gratis in soldoni alle clienti più procaci e disponibili, bicchierino gratis a chi mostra il seno, più abbondante è più bevi, se porti a casa il barista intera settimana offerta. Un listino che altro non sarebbe, secondo il titolare Angelo Bucciol, che uno scherzo, una goliardata, tanto da essere affisso da 6 anni senza che nessuno si scandalizzasse. Ma per Sales questa presa in giro delle donne non va sottovalutata. Oggi siamo una società difficile, una società complessa, abbiamo tantissimi stimoli. Se non riusciamo a renderci conto costantemente che tutto quello che diciamo, soprattutto nei luoghi pubblici, può essere letto dalla persona divertita, goliardica, ma anche dalla persona che non ha questa elasticità, corriamo il rischio di veicolare dei messaggi molto problematici. Questi messaggi problematici poi emergono solo nei casi eclatanti, gravi. Femminicidio, stupri e così via, ma sì, scherziamo sulla donna, sulle tette, su questo, su quello, perché tanto vale tutto, e questo vale tutto per qualcuno resta gioco, per qualcun altro invece diventa possibilità di squalifica e di degrado, e da qui nascono poi tutte le problematiche sociali che stiamo vivendo. Sul web i commenti contro il barista si sono sprecati, lo stesso Sales è stato piuttosto duro. L'ho definito deficiente nel senso latino, nel senso che il deficere è proprio la mancanza di capacità valutativa di questa cosa, che è purtroppo una mancanza molto diffusa. Le persone che l'hanno difeso sono ragazzi giovani e lo capisco benissimo perché i ragazzi giovani tendono ad alleggerire le cose ed è un pregio, però d'altra parte crescendo sicuramente si renderanno conto che queste cose che adesso sembrano leggere in realtà vanno a costruire realtà disvaloriali. La donna viene ancora mercificata come oggetto.